22 gennaio 1922 nasce a Spilimbergo la Scuola Musicisti del Friuli. Ecco,
Abbiamo voluto in pochi minuti raccontarvi un po' quella che è la storia della nostra scuola. E devo ringraziare anche l'Ente Friuli nel Mondo che ha deciso, il presidente Loris Basso, che chiamo qui con me, che ha deciso assieme a tutti i rappresentanti dei Focolars Furlan che vedo qui davanti di me, e in particolare un saluto anche agli amici dal Canada, in particolare il mio collega del consiglio Beppi Toso, mi ha detto che qui in Italia lo chiamiamo Beppi, noi lo chiamiamo Giottoso quando siamo collegati, e hanno voluto venire proprio qui in Friuli, a Spilimbergo, a celebrare questa convention annuale proprio per onorare i 100 anni della scuola. E io penso che tanti di voi si saranno emozionati a vedere queste immagini e vedrete poi i filmati che ne seguiranno, quante altre emozioni ci daranno. Quindi, Loris, è una grande emozione vedere tutta questa gente finalmente in presenza. Sigur, Presidente, innanzitutto grazie al Presidente Lovison, Presidente da Scuole Musicisti dal Friuli. Grazie per condividere con noi la nostra convigne, la convigne dai Focolars Furlans dal mondo. È con senso di orgoglio che oggi vi incontriamo per tutto quello che da umili artigiani, uomini e donne pieni di volontà, partiti da tutto il Friuli storico, siete riusciti a trasformare con senso di sacrificio e passione per il lavoro in un valore che ci rende onore in tutto il mondo. Siete stati capaci di farvi accogliere, integrarsi, farsi rispettare e dimostrare quanto l'ingegno italiano, e friulano in particolare, possa fare la differenza. E fra gli altri i terrazzieri, gli scalpellini, i musicisti ne sono un esempio. Un mandi a tutti quelli che ci stanno e ci seguono in diretta su Telefriuli e in streaming su internet, da tutto il mondo. Sono oltre 150 i Focolars Furlans in tutti i 5 continenti. Un saluto particolare a Simone Battiston, docente universitario a Melbourne, che è stato fonte di ispirazione per titolo della nostra convention. I musicisti si raccontano storie e memoria di un mestiere in Friuli e nel mondo. Un saluto a tutti i Focolars Furlans d'Italia che sono qui presenti e, come dicevi giustamente tu, alla Federazione dei Focolars Furlans del Canada, che hanno voluto quest'anno per la 3ª volta nella storia venire in Friuli, dopo quella bellissima manifestazione del 1981 dove oltre 400 friulani emigrati in Canada vennero qua a Udine per far dono del totem che ricorda il lavoro di quella comunità, un dono alla città di Udine in occasione dei 1000 anni. E come dicevi tu, rappresentata da Beppi Toso, e veramente grazie. Ci siamo trovati a pranzo con una gran parte dei presidenti dei nostri Focolars per condividere assieme quello che possono essere i progetti del prossimo futuro, progetti che sono sostenuti dalla Regione, che ringrazio, l'assessorato ai servizi corregionali all'estero, l'assessore Roberti, e del Presidente Fedriga, che purtroppo sono impegnati in aula per lavorare per noi e quindi per la finanziaria, ma sono rappresentati dall'assessore Zanier che presento. Ovviamente i nostri progetti sono sostenuti anche dalla Fondazione Friuli, che ringrazio, dal Comune di Udine, Confartigianato, Confindustria, all'Università di Udine per i tantissimi progetti che vengono svolti e vengono portati a termine soprattutto a favore dei giovani figli di emigrati, della 2ª, 3ª, 4ª generazione, per far riscoprire le loro radici. Solamente se così riusciamo a coinvolgere i nostri giovani, anche i nostri focolari, anche i nostri friulani che rappresentano la patria, la nostra patria in giro per il mondo, ci sarà un futuro. Quindi grazie, benvenuti e continuiamo la fiesta. Non a caso oggi la convention dell'Ente Friuli nel Mondo si svolge qui a Spilimbergo, perché Spilimbergo è la città capitale del mosaico in tutto il mondo. Quindi io chiamerei qui con noi il nostro ospite, il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli. Grazie Presidente, benvenuti a voi tutti, un grandissimo onore ospitare
questa convention oggi in quel di Spilimbergo. Questa è una giornata, ma questo è un anno molto particolare per la nostra città e credo però anche per tutto il Friuli Venezia Giulia, nel momento in cui andiamo a celebrare i 100 anni di questa grande istituzione, la Scuola Mosaicisti del Friuli. Il saluto agli amministratori e ai colleghi che sono qui presenti, ho visto l'assessore Cigolot, sicuramente me ne sono perso qualcuno, a loro anche il saluto perché è una ulteriore testimonianza di vicinanza sicuramente all'ente, ma anche alla nostra Spilimbergo con la quale condividono quotidianamente tanti progetti nell'ambiziosa volontà di essere un po' una città rappresentativa dei movimenti culturali, imprenditoriali, turistici di questo splendido nostro Friuli Venezia Giulia. All'Ente Friuli nel Mondo, al Presidente, ribadiamo questo grazie convinto per aver scelto Spilimbergo in questo anno simbolico. Alla Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata oggi dall'assessore Stefano Zanier, il grazie per quella vicinanza continua e permanente nei progetti che cerchiamo di portare avanti, mantenendo saldi i valori della nostra terra, quei valori che i friulani nel mondo hanno portato e che con uno sguardo ogni tanto malinconico, la nota personale è al Fogolar Furlan di San Cristobal, di cui mio zio è stato uno dei fondatori, la terra al Venezuela costellata anche di tante problematiche, quindi questo sguardo del mondo nel Friuli e del Friuli nel mondo. Concludo nel discorso successivo, già mi viene in mente in occasione dell'inaugurazione questo continuo richiamo alle metafore. Friuli nel mondo, la scuola mosaicisti del Friuli è un po' il mondo nel Friuli. Queste tessere che abbiamo mandato in giro per il mondo e che con tanti sacrifici brillano ancora in prima, seconda e terza generazione, continuano a costituire il mosaico dei nostri valori e delle nostre tradizioni. Tradizioni con delle radici di cui andiamo orgogliosi e che stanno continuando a far fiorire quella pianta rivolta verso il futuro che ci fa guardare al domani con grande speranza, anche attraverso di voi. Grazie di tutto cuore. Grazie Sindaco, grazie per l'ospitalità. Approfitto nel salutare tutti i sindaci, purtroppo la sala adesso è buia, non posso vedere altri, ma vedo uno in prima fila che è il sindaco di Montenars, Sandruvi, che sicuramente hanno colto veramente l'esigenza di tantissima gente se qui presente, perché lui rappresenta quelle comunità di montagna che tanto hanno dato alla nostra migrazione. Ma vedo anche in sala la rappresentante e la segretaria delle fasce Vera Turin in rappresentanza degli altri enti dei corregionali, ma sicuramente anche due altre istituzioni che condividono con noi Stefano il nostro cammino, che sono sicuramente la Filologica Friulana e l'Arlef, perché i corsi che anche l'Ente Friuli nel Mondo, in collaborazione con la Filologica Friulana, da settimane da culture furlane, ma anche i corsi nella nostra lingua madre, vengono svolti anche in collaborazione con loro, e sicuramente se noi possiamo condividere con questi giovani dei quali ho richiamato prima l'esigenza di renderli partecipi, portando e facendoli parlare nella loro lingua madre, quando poi verranno qua in Friuli si troveranno ancora più partecipi delle loro radici. Ecco Loris, giustamente il sindaco Sarcinelli ha accennato alla regione Friuli Venezia Giulia, e qui con noi l'assessore regionale Stefano Zanier, che oltre a essere un carissimo amico è anche uno di quelli che con il resto dei suoi compagni di giunta stanno veramente facendo tantissimo per la nostra regione, per far sì che la nostra regione diventi sempre migliore, e so che anche in questo periodo sei particolarmente impegnato purtroppo per i gravi disastri degli incendi. Comunque ti ringrazio Stefano di essere qui con noi, è stato veramente un piacere. Ti lascio la parola con i nostri corregionali all'estero. Grazie mille Stefano, grazie Loris. Io tacchi così, sinceramente, alle miei divos mandi e tutti, bentornati a casa, che è la roba più bella per noi, da poter tornare a vedere di persona. Passo ad altra lingua, per la parte istituzionale.
perché nella realtà io oggi sono qui a portare i saluti dell'amministrazione regionale, del presidente Massimiliano Fedriga, ma anche del mio collega Pierpaolo Roberti, che come è stato prima evidenziato oggi sta seguendo i lavori d'aula, perché per noi è giornata di assestamento, è uno dei momenti importanti che vede anche tutta una serie di azioni che poi vengono in favore di tutto quello che riusciamo a realizzare assieme. Io mi permetto di fare solo due brevissime considerazioni. Una, per par condicio, ribadisco un concetto che Loris ha sentito pochi giorni fa. Io ogni volta che vi incontro vedo nei vostri occhi quell'orgoglio e quell'amore per la nostra terra che a volte non vedo quando giro sul territorio dei miei corregionali. Questa è una cosa che fa pensare a quanto nella realtà ci rendiamo poco conto, noi che ci viviamo, abbiamo la fortuna di viverci, di quello che è il Friuli e di quello che il Friuli riesce a dare a tutti quanti noi, perché ha dato a noi la possibilità di continuare a viverci, ma ha dato le radici a tutti quelli che oggi in tutto il mondo continuano a portare in giro con orgoglio la bandiera della nostra regione. Ecco, questa è la cosa che sinceramente io apprezzo di più ancora di tutte le iniziative che riusciamo a fare assieme, perché è un segnale che si perpetua, che continua nel tempo e che diffonde quell'orgoglio per la nostra terra che non potrà mai essere sopito. E quindi io devo dirvi soltanto grazie Saducchi. Grazie. L'altra questione invece è quella che stiamo lavorando molto assieme, molto con i Foglars, sia in Italia che nel resto del mondo, perché dobbiamo anche sfruttare questa possibilità che ci viene data di lavorare assieme e di portare in ognuno degli angoli del mondo dove voi siete presenti qualcosa del nostro Friuli Venezia Giulia che possa aiutare la nostra regione, il nostro tessuto anche economico, perché no, ad avere un vantaggio e che possa creare le condizioni perché qui sia sempre una terra che non vede l'ora di poter riabbracciare i propri fratelli che sono sparsi in giro ovunque. Questo è l'altro auspicio. Si dicono man, ed in Schuneman le vinsen tut 20 anni fa, alle che non sa tornata a mettere in pace. Io seri così disinvos grazie e che è un piacere potersi vedere di persona, perché vin passare a Savonde, in vin in chimo a Vonde da passare, ma sinceramente al manco l'orchestra fa ben al cor. Grazie mille. Grazie. Allora, se ci siamo emozionati con il video dei 100 anni, non possiamo non emozionarci con questo altro video che adesso andremo a presentare. Il video è stato realizzato verso la fine degli anni 50 da un regista della RAI, Gianni Vitrotti, che vi racconterà una Spilimbergo completamente diversa. Io penso che tanti si riconosceranno, tanti rivedranno queste strade che non vi svelo niente, guardatelo. Dalle prealpi carniche, bagnata dai fiumi, sorge l'antica e ridente cittadina di Spilimbergo. Nelle vie eternamente affollate di biciclette agili, strutture e linee architettoniche tipicamente venete ricordano il dominio della Serenissima, nel taglio delle piazze e nella curva dolce delle arcate. Ma l'arte non è contemplazione del passato. È la culla dei futuri artefici del mosaico, allievi della scuola mosaicisti del Friuli. Giungono in bicicletta anche dai numerosi paesini dei dintorni.
Seri e disciplinati, gli allievi dei 4 corsi si accingono a dare inizio alla loro giornata. Fin dal limitare li saluta l'immagine del mosaico che darà loro vita e lavoro. L'attrezzo sostituisce la penna, la pietra prende il posto dei quaderni. Sui banchi comincia la danza ritmica e precisa tra il martello e il ciottolo. Sotto le mani esperte le pietre vengono sminuzzate. È il primo lavoro per conquistare la perfezione nel taglio. Un primo saggio semplice di ciò che nasce dalle mani degli allievi, un pavimento di tipo rustico, incrocio tra l'arte muraria e il gioco a incastro, tema utile di esercizio per il braccio, la mano e l'occhio. Tutto proviene dalla natura e sul greto del tagliamento, del cellina, del cosa, del meduna, il tempo ha depositato un fiorito e spontaneo mosaico dai colori dell'iride. Di qui presero il primo suggerimento, l'ingegno e la fantasia dell'uomo. La ricerca è lunga e paziente. Una vera caccia e pesca al sasso più bello. Poi i colori pietrificati vengono selezionati attentamente e infine rinchiusi in sacchetti di tela. Greve è la strada del ritorno a scuola. Nei sacchi c'è adesso un singolare tesoro di pietre che diverranno preziosi. I più piccoli, come al solito, s'appoggiano ai più grandi. Dopo un'ultima cernita, i ciottoli fluiscono sui banchi. Occhi e mani esperte e rapide scelgono a gara i migliori. E c'è chi ha fretta di cominciare, anche se il martello è più grande del martellatore. Non si picchia a caso. Colpo dietro colpo, il ragazzo sa far nascere tra le sue mani, da un ciottolo, la famosa tessera. Quadratino preciso, squadrato sapientemente, base indispensabile di qualsiasi lavoro a mosaico classico, dal più complicato alla semplice scacchiera. La istruzione degli allievi è completata dallo studio della matematica e del disegno, geometrico e ornato, basi della preparazione di un buon mosaicista. Sulla lavagna i favolosi pesci volanti vengono divisi in quadratini per indicare la futura collocazione delle tessere che formeranno il mosaico. Il disegno della lavagna prende peso e forma concrete con le accurate rifiniture e i colpi esperti e brevi della martellina nelle mani istintivamente abili del fanciullo, erede di un'arte tradizionale tramandata da padre in figlio. Il lavoro prosegue concentrato anche se il naso pizzica. E quando si tratta di raffinare il materiale, laddove non arriva il paziente martello, giungerà la veloce mola. Gli allievi prossimi all'esame di maturità affrontano temi più arditi. Sfilano sui tavoli i più vari e complessi motivi ornamentali, prova concreta dell'abilità raggiunta. Siamo già al punto in cui lo studio è ormai divenuto vera e propria creazione artigiana. Dalla pittura al mosaico. Si dovrà tradurre in tessere colorate l'opera abbozzata dal pittore. Su un foglio di carta già diviso in quadratini, ove andranno le pietre, l'allievo esegue la riproduzione del brano che gli è stato affidato. La tecnica è quella del disegno a rovescio, come su uno specchio, che richiede esattezza e passione. Un'occhiata alla tavolozza del mosaicista. È il reparto smalti, singolare schedario che racchiude campioni di 3000 gradazioni diverse di colore, in tavolette di pasta vetrosa. Con il modello alla mano, l'occhio sceglie con cura, ma imbarazzante è la scelta. Fra le 3000 sfumature c'è da trovare quella che più si adatta alla intolazione policroma dell'opera musiva. Scelto il campione, nel magazzino in scaffali numerati, l'allievo troverà gli smalti a completare la gamma cromatica che le pietre e i marmi non possono fornire. Gli smalti soddisfano ogni più raffinata esigenza del mosaicista.
Un ultimo sguardo allo schema parziale del montaggio del grande affresco ancora scomposto. Ogni allievo incastra poi i lavori elaborati in precedenza da solo nello schema generale. Dal particolare si torna all'universale e l'opera, all'inizio frantumata in 1000 pezzi, si ricompone brano a brano in una sola unità, frutto di un geniale lavoro collettivo. Il lavoro è compiuto, ma è ancora al rovescio. Applicato sulla superficie da decorare, la carta scopre il mosaico, che finalmente appare come resterà per secoli. Tirati a lucido e levigati, colori e immagini emergono brillanti. La magia del mosaico è compiuta. La sorpresa si ripete all'infinito, sempre differente nei suoi motivi. Un gesto affettuoso, quasi di rito, scopre l'impronta bizzarra e scintillante del mosaico sul vaso. Il lavoro attento e paziente prosegue. La scuola professionale di Spilimbergo, unica nel suo genere in Italia, è largamente conosciuta per i suoi lavori in tutto il mondo. L'arte sacra preferisce ancora, come nelle età più antiche, affidare alle nobili e tradizionali tecniche del mosaico i temi delle sue storie più celebri. Una per una, incollate sul disegno a rovescio, le tessere di pietra o di smalto vengono applicate con pazienza da Certosino. Meno legata all'antico metodo, ma efficace, la tecnica del mosaico pittorico ritrae sembianze e immagini ispirate al gusto delle scuole più tradizionali. Dall'austera fissità del classico mosaico romano alla vivace festa friulana, applicata direttamente alla parete con il vecchio sistema. Poi la riproduzione in mosaico di una fotografia offre un vero e proprio saggio di virtuosismo e lo sguardo di pietra dà vita all'arida materia in cui rivive un famoso poeta friulano. I più grandi e i più esperti lavorano anche l'oro, montato su tessere di vetro verde. L'antica alchimia ritrova qui i gesti attenti dell'artefice che maneggia con precauzione il metallo prezioso nascosto dal vetro. Ma rovesciato il vetro, l'oro torna a splendere sulla parete in fregi fantastici di stile bizantino. I colori avanzano animati e compatti nella sinfonia calma e serena dei mosaici da pavimento che ripetono motivi e toni della grande scuola pompeiana. La perfezione e l'accuratezza dei lavori, creati come opere di studio, sono il frutto della serietà e dell'applicazione coscienziosa degli oscuri e laboriosi artefici del mosaico. Anche per lettera restano sempre legati tra loro e vicini, come membri di una sola e grande famiglia. Il direttore ne è il fulcro e il centro, al quale si indirizzano le domande di ex allievi, che chiedono personale specializzato anche dai paesi più lontani. Il giovane allievo, terminato il corso, riceve ancora insegnamento e consiglio dall'esperienza consumata del nonno, un vecchio artigiano le cui mani sono ancora capaci di lavori eccezionali, in mosaico a rilievo. Testimonianza esemplare di un'opera che dall'antica cittadina varca i confini d'Italia, va oltre gli oceani, nei più lontani paesi, ove oggi gli artefici del mosaico tengono alta la fama dei mosaicisti italiani, che lasciarono un'impronta di bellezza ovunque giunse il tocco delle loro mani preziose. Questa è l'immagine di una realtà, di quello che i friulani in tutti questi anni di storia, 100 anni, sono riusciti a fare e trasmettere nel mondo. Uno degli artefici di questa scuola è il direttore.
mosaico. Sì, ed è giusto che continui Grazie. a presentare questa storia. Rovedani. Grazie Presidente. Guardate, stavo guardando questo filmato, l'ho mai visto molto, anche di più di una decina di volte. E anche un po' la nostra storia in breve, che adesso vi arriveranno anche le immagini che magari le proiettiamo e che sono un po' più lunghe di prima, che ci raccontano questi 100 anni. Ma mi ero emozionato, oggi sono particolarmente emozionato per due volte. Uno, devo ringraziare l'Ente Friuli nel Mondo, quindi la migrazione, perché l'Ente Friuli nel Mondo è la parte principale dei migranti, ci sta molto vicino, e il titolo è azzeccato, perché è il mestiere proprio del mosaicista, è proprio per tradizione, partiamo proprio dalla tradizione, sin dall'epoca romana, è migrante, viaggiava per tutta la parte del Mediterraneo, e questa è una prima emozione, rivedervi voi più qui, ma tanti magari conosciamo e si sono fatti conoscere nel mondo e hanno fatto conoscere la nostra scuola nel mondo, ma soprattutto hanno fatto conoscere il mosaico e hanno permesso alla nostra scuola di essere oggi qui nei 100 anni. E la mia altra grande emozione, oggi formalmente chiudiamo il 100°, quindi dopo ci vedremo magari tutti quanti insieme alle 18:30 per Mosaico e Mosaici, e la chiusura dei 100 anni di attività formativa, di un altro anno formativo, e l'apertura del 101°, quindi la proiezione verso il futuro. Ovviamente sulla parte della migrazione sarà chi dopo di me, che è anche uno storico molto attento e un grande conoscitore di queste vicende, soprattutto nostre friulane. Però poi l'altra cosa, guardando anche sempre le immagini, che mi veniva in mente, no? Generalmente noi diciamo sempre di qua e di là dell'Aga, no? Come se qualcosa ci dividesse, no? Come se questo fiume è un soggetto per noi sacro, sostanzialmente per i mosaicisti, perché lo avete visto, cioè l'elemento, la materia prima, quello che ci ha permesso poi di andare prima a Venezia e poi nel mondo intero. Ma in realtà per me è un soggetto che unisce, e ci unisce questo mestiere, ci ha fatto portare, quindi stiamo alla fine del 400, inizio 500, siamo a Venezia operavano i nostri terrazzieri, e forse, come ho avuto anche modo di dire in altre cose, mi ricordo che lì sorge, c'è la confraternita dei terrazzieri, dei mosaicisti furlani, il primo grande flusso migratorio, forse la prima scuola, il primo seme di scuola, già fine 400, già inizi 500, questa è già una parte. E poi nell'Ottocento un po' in tutto il mondo, da Parigi a Mosca, negli Stati Uniti. E dall'Ottocento, da metà dell'Ottocento, che se andate effettivamente, ma voi forse siete più a conoscenza anche di noi, in tutti i continenti del mondo, ma nelle grandi città, l'opera a mosaico generalmente ha il nome e cognome di una famiglia o di un soggetto friulano. Nasce qui, veramente devo dare ore che nasce a Sequas, a 7 chilometri, no? Quindi il paese, la parte del mosaico, però la scuola è a Spilimbergo, grazie poi all'amministrazione comunale dell'epoca, grazie a Cantarutti, papà di Novella Cantarutti, che descrive ed è stata molto attenta anche all'interno proprio nel mosaico, perché era molto affine, la grava, quindi descrive effettivamente quei momenti che voi avete anche visto proprio in video. Quello che noi speriamo in questo momento, anch'io in particolare, è di essere riusciti a portare avanti, siamo arrivati a 100 anni, ma di avere dato anche nuova vita, diciamo, ma non è una nuova vita in verità, è stare aggiornati coi tempi, dare effettivamente a questa scuola quello che merita. E se guardo il 1922, non vedo grandi mutazioni che abbiamo fatto, lasciate stare le cose fisiche, il cambiamento dei nostri allievi, che se all'epoca li avete visti qui molto, molto giovani, oggi insomma sono un po' più adulti, sono tutti diplomati, sono laureati, abbiamo un'età media intorno ai 27 anni, e se guardo anche questo flusso migratorio, se prima sostanzialmente eravamo costretti
per il mestiere specifico, perché insomma non è che si possa realizzare in un unico posto sempre costantemente, quindi bisogna andare un po' in giro, ma si era costretti all'epoca ad andare proprio nei paesi, ad aprire atelier e laboratori nei paesi, in altri paesi, pur avendole conoscente qui e portandole da altre parti. Ecco, se vogliamo oggi, io vedo questa tendenza invece all'incontrario. Oggi, in questo momento, da quello che vedo, il panorama che vedo, tantissimi vengono da fuori, anche per altre parti d'Italia, ma del mondo intero, e si fermano in questo luogo. Pensate che poco tempo fa, io adesso mi ricordo da quando sono alla scuola, quindi 94, erano 6 laboratori in Friuli, quindi pochissimo rispetto a tante realizzazioni. Se facciamo un decennio prima non c'erano quasi nessuno, quindi era la scuola che doveva sopperire a quello che vedete poi alle mie spalle, cioè fare tante grandi realizzazioni. Oggi siamo a una 60ina di laboratori che qualcuno ha anche, diciamo, molti dipendenti all'interno, e so che stanno lavorando molto bene, quindi anche quest'anno i nostri, e lo dico con grande orgoglio, i nostri allievi, ora vi spiego anche perché lo so il dato quasi esatto, perché noi abbiamo mosaico e mosaici. Io generalmente mosaico e mosaici prendo, per fare un servizio sorveglianza della mostra, quelli che si sono appena qualificati al terzo corso. Ecco, io quest'anno non ne ho uno, perché sono tutti già a lavorare. C'è qualcuno, per esempio, è andato negli Stati Uniti a fare delle pose, perché c'erano laboratori di qui che avevano esigenza di mandarli, altri sono a Monaco, ma tutto ormai sta ruotando, mentre prima era fuori, oggi sta ruotando qui sulla nostra regione. Quindi la nostra regione, numerosi laboratori, è una prospettiva del futuro, una prospettiva anche per voi, che magari anche nelle nostre generazioni, che abbiamo sempre il piacere di magari ricevere, di fare anche dei corsi, di portarli avanti, e chissà, un recente, proprio immediato futuro, che ritornino qui e che magari trovino qui anche quel benessere che magari all'epoca non c'era. Grazie a tutti quanti e buona prosecuzione, e ci vediamo alla Scuola Mosaicisti del Friuli. Grazie direttore, grazie per l'impegno e soprattutto il dato importante che tutti gli allievi oggi sono al lavoro. Abbiamo il professor Gianni Colledani, storico dell'immigrazione friulana, per raccontarci I mosaicisti raccontano. Il titolo, il lavoro, un esperto del mosaico friulano. Ecco, a lei, abbiamo professore. lasciato lo stesso titolo. Ecco, allora, innanzitutto ringrazio il mio amico Leonardo Zecchinon, che ha predisposto questo filmato, diciamo, con delle immagini, e così si cerca di sintetizzare in poche parole, in pochi minuti, quello che in realtà è un lavoro, possiamo dire, plurisecolare, come è stato già accennato. Per cui io direi di andare avanti ringraziando appunto anche chi mi ha aiutato a mettere vicino. Allora, innanzitutto io sono solito partire, quando si parla di mosaico, con questa immagine dall'aereo, dal satellite, mettetela come volete. Allora, intanto alla vostra sinistra vedete la confluenza di Cellina e di Meduna, in questi ghiaietti sterili, in questi magredi, e già la parola magredi vi dice terre magre. Ecco, noi siamo qui in questo cerchio di Spilimbergo, che sta sul tagliamento, ricco anche lui di sassi, sul torrente Cosa, chiaramente ricco di sassi. Qui in Friuli siamo proprio ricchissimi di sassi, di terre fertili non tanto, e chiaramente questi sassi hanno dato l'input anche al lavoro del mosaico. Prego. Ecco, come è stato osservato anche nel filmato che abbiamo visto poc'anzi, si usava negli anni 50 fino a metà degli anni 60, si usava andare, i maestri e i giovani allievi andavano nei torrenti a cercare i sassi più belli, più colorati, più pastosi, per portarli poi a scuola e cominciare a frammentarli con le martelline o coi martelli. Ecco, qui sono alla ricerca appunto di questi sassi che poi nei secoli passati avevano una grande veicolazione, perché andavano a finire su zattere, addirittura a Venezia. Prego. Corriamo un po'. Ecco, qui riassumere un po' il mosaici nel mondo è un po' difficile, allora ci siamo chiesti come fare. Facciamo attraverso la figura di Gian Domenico Facchina,
che era nativo di Séquarles, nato nel 1826 e poi morto a Parigi nel 1903, che è la figura emblematica di quello che è stato il lavoro di mosaico dei mosaicisti nel mondo. E chiaramente a Séquarles, voi sapete, anche lì la gente emigrava per Saint-Scugny, il famoso santo friulano, a cui non è dedicata nessuna chiesetta, ma è ben dentro di noi, come sapete. E Gian Domenico Facchina, grazie al suo talento, alla sua intuizione, si reca nel mezzogiorno della Francia, dove erano stati trovati dei mosaici romani, e lì inventa il cosiddetto metodo rovescio che abbiamo visto nel filmato di prima, cioè si lavora a rovescio e poi si toglie la carta e si torna a riapplicare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire risparmiare tempo e denaro. Prego. Ecco, questo è una cosa che ricordo spessissimo. Qui siamo a Nîmes, nella Francia meridionale, vicino a Arles, come sapete. Questo è un tablinum di una domus romana che era stato trovato nel 1883 e la municipalità di Nîmes ha chiamato Francesco Mora, che anche lui di Séquarles, perché Séquarles è proprio la culla del mosaico, e viene chiamato a restaurare questo mosaico in questo modo. Ecco, dove manca è ricordato anche il suo intervento. Eccolo qui, che viene evidenziato. Vedete, trouvé à Nîmes le 17 décembre, come si dice, non so, restauré par Francisco, loro lo chiamavano Francisco, perché sapete che Nîmes è molto vicina alla Spagna, addirittura c'è un'arena a Nîmes dove gli spagnoli vanno a vedere la corrida, tanto per dire. Andiamo avanti. Ecco, allora questo discorso del Facchina del mosaico a rovescio, che lui ha la bella idea chiaramente di brevettare, il governo francese gli riconosce il brevetto, è un po' il trampolino di lancio della sua fortuna. E in quegli anni, siamo nel 1869-1870, a Parigi l'architetto Charles Garnier, che ha conosciuto Gian Domenico Facchina in una esposizione parigina, si innamora del mosaico e vuole a tutti i costi decorare di mosaiche l'Opéra di Parigi, quella che oggi si chiama l'Opéra Garnier, comunque l'opera nazionale, e si rivolge a tante ditte italiane per questo preventivo, però tutte quante hanno dei prezzi esorbitanti e addirittura è previsto 10 anni di lavoro. Pensate che l'Opéra poi è uno scrigno di mosaico. Invece Facchina, con il suo atelier, con i suoi soci, riesce a spuntare un prezzo decisamente buonissimo e in pochi mesi dice: riesco a fare il lavoro. Naturalmente Charles Garnier gli dà il via. Ecco, allora per dire, il foyer dell'Opéra, la cupola, è tutto decorato di mosaici di questo tipo. C'era in quel momento, come sapete, la mania del greco antico, cioè si scrivevano, vedete qui, Hermes, Psiche, vedete, addirittura vi dico una cosa che c'entrerà anche poco, il nome di Gian Domenico Facchina e il nome di Garnier e di altri mosaicisti è scritto a caratteri greci antichi sulle pareti mosaicate. Sapete, vi crea una certa suggestione vedere il nome di un nostro conterraneo scritto così. Bene, qui allora Psiche e Mercurio, prego. Ecco, questo è l'avant-foyer, vedete solo che decorazioni, perché allora mosaico sì pavimentale, ma anche parietale, oppure parietale sì, ma anche pavimentale, perché vi dirò che il mosaico in realtà nasce pavimentale, poi dopo si rizza e viene su parietale. Dunque decorazioni finissime. Tenete presente che l'Opéra Garnier contiene 2162 spettatori, non è poco, pensate solo, ed era un'opera chiaramente voluta da Napoleone III, che poi purtroppo muore nell'attentato famoso e viene inaugurata qualche anno dopo dal nuovo governo. Prego. Ecco, l'architetto Charles Garnier ha voluto dire quanto apprezzasse il mosaico. Sapete che la parola mosaico, lo saprete, deriva dalla parola musa, cioè le muse nell'antichità erano quelle divinità femminili che presiedevano la storia, la musica, eccetera, eccetera.
E il mosaico si chiama così l'arte delle muse, ma non ha una musa vera e propria. Allora l'architetto Garnier, attraverso questo angelo, ha voluto raffigurare il mosaico. Se notate, nella mano destra tiene un martello che non è una martellina in realtà, e l'angioletto nella mano sinistra, cioè alla vostra destra, tiene una tesserina di mosaico, per dire che tutto il lavoro dell'opera è stato fatto appunto martellina e tesserine. Prego. Ecco, qui ho recuperato ancora anni fa questa foto. Qui siamo a Parigi, siamo nel 1894 e Gian Domenico Facchina è questo omino, questo omenetto qua nel mezzo con questa specie di pirillo sulla testa che era un po' il suo berettino di riconoscimento, ed era coi suoi. Aveva pensato un atelier nel massimo del lavoro di 120 persone quella volta, più anche moltissime donne mosaiciste. Prego. E faceva lavori ecco, qui se girate, ecco, questa è la sua carta di espositore all'Esposizione Universale del 1878 con la propria firma, vedete? E questo era Gian Domenico Facchina. Vi raccomando, quando andate a Parigi, andate sì a vedere la Tour Eiffel, che so, il Trocadero, les Invalides, eccetera, ma non fate a meno di andare a vedere l'Opéra. Mi raccomando, con questo non vuol dire andare a teatro, vuol dire anche visite guidate all'interno. Prego. Ecco, ricordiamoci che poi dall'atelier di Facchina e un po' anche da altri atelier sono uscite le decorazioni del santuario di Lourdes. Questo per esempio, e poi vedremo adesso, prego, forse c'è anche una firma in qualche angolo. Ecco, vedete, allora lui si fermava non in tutti i pannelli, Facchina Mosaiste Paris, vedete, questo era un po' il suo emblema. E fa un certo effetto vedere un nome e un cognome tipicamente friulano. Io sono stato lì a vedere, proprio toccato anche con mano, e vi dico, si prova una certa emozione, un sgrisul, ecco, non un brivido, un sgrisul. Prego. Ecco, muore, come si diceva, nel 1903 ed è sepolto come un po'. Sapete che allora, ci sono morti di serie A e morti di serie B, naturalmente. No? Beh, allora, a Parigi il cimitero del Père Lachaise, che è ampio 40-42 ettari, cioè sarebbe oggi una bella azienda agricola, vero assessore Stefano? Una bella azienda agricola. È dedicato alle persone che hanno ben meritato della Francia. Lì ci sono scultori, artisti, cantanti. Se andate a vedere a casa su internet e digitate Père Lachaise, vedrete solo i centinaia e centinaia di persone che sono lì. Questa è la sua tomba. Facchina Biret praticamente è il genero, hanno fatto questa tomba, e che potete vederla, vi ho messo anche le referenze. Campo, sì, perché è fatto è un labirinto. Se uno non ti guida o ti dà lo schemino in mano, comunque merita visto, perché qui giace un grande proprio. Avanti, stiamo finendo. Ecco, questo a Sequals è la famosa Casa di Ghetta. Qui c'era il primo nucleo abbozzo della scuola di mosaico, la quale nasce in questo modo. Questa gente che per tutta la vita era stato in America, Detroit, all'estero, da tutte le parti, tornando anziana a Sequals ha detto: ma per sé non vino da metti su una scuola che tigni donza l'esperienza, la nostra tradizione, eccetera. E hanno cercato di farla anche emettendo e facendo una società, ma le cose purtroppo non sono andate nel verso giusto, perché come sempre sapete il diavolo fa le pentole ma non i coperti. Avanti. Stiamo finendo. Questo era un certificato praticamente di una tesserina, un'azione possiamo chiamarla, vedete? Il comune di San Diego del Friuli acquista un'azione, e qui Pellarin il presidente, tanto di... insomma le cose sono andate così. Poi Spilimbergo subentra nel 22 per una serie di problemi, e come è stato accennato dal dottor Brovedani, grazie all'interessamento di Ezio Cantarutti, che quella volta era sindaco, viene, diciamo, avanzata la candidatura di Spilimbergo, e la Società Umanitaria di Milano, che era una società benefica, dice ok,
e il 22 gennaio del 22 viene aperta si tiene la prima lezione. Grazie. Vi lascio immaginare, vedete gli autobus, gli scuolabus dell'epoca. Ringraziamo Grazie il professor Colledani per averci raccontato. I mosaicisti raccontano, però i mosaicisti continuano, e con piacere raccogliamo con un applauso Giovanni Tresinanutto, artigiano mosaicista, e Danilo Vezio, che sono gli eredi di questa scuola. Io inizierei prima da lei, signor Giovanni. Ci racconti la sua esperienza, perché questo signore è stato insegnante di questa scuola per 16 anni, però poi negli Stati Uniti ha portato l'esperienza del lavoro friulano. Va bene, io ho insegnato alla scuola fino nel 71, poi da lì mi sono spostato negli Stati Uniti per dirigere l'Acrovato Mosaics di New York. Lì ho lavorato per 10 anni. A quel punto lì abbiamo avuto il problema che non si trovavano mosaicisti negli Stati Uniti. Pertanto noi avevamo molti progetti e quindi ci siamo spostati di nuovo a Spilimbergo. Il signor Crovato ha tenuto la rappresentanza negli Stati Uniti, naturalmente, e per 30 anni abbiamo fatto mosaici a Spilimbergo e spediti negli Stati Uniti. Naturalmente poi a Crovato è subentrato Miotto Mosaics, anche lui di Arba, originario di Arba, e anche lui ha seguito il corso alla scuola di mosaico. Da quel punto lì è subentrato anche mio figlio e quindi da quel momento lì abbiamo continuato a lavorare con lo stesso sistema. In altre parole, abbiamo la rappresentanza negli Stati Uniti e qui facciamo la produzione dei mosaici, in quanto qui abbiamo operai specializzati, veramente mosaicisti specializzati. In questi anni abbiamo eseguito 50 stazioni delle metropolitane per New York. Abbiamo fatto 4 aeroporti, Washington, Seattle, Atlanta e naturalmente. Poi abbiamo fatto la grande cattedrale di Washington, la National Shrine. Chi ha visitato quella cattedrale lì deve sapere che più di metà di quei mosaici lì li abbiamo fatti noi. L'ultima cupola l'abbiamo fatta qualche anno fa, sono 2000 metri quadrati. E poi, visto che qui ci sono i nostri amici del Canada, stiamo lavorando in una chiesa slovacca a Markham e lì abbiamo fatto il Cristo che è fuori, è a nord di Toronto la città, anzi si chiama Churchtown perché la città è stata costruita in giro alla chiesa. E dentro adesso stiamo lavorando, abbiamo fatto le cupole, stiamo facendo qualcos'altro. Ecco, questo è tutto. Complimenti questi, cioè essere presenti in 50 stazioni della metropolitana, in 4 aeroporti, 5 ambasciate, grandi chiese negli Stati Uniti. Questi sono i friulani. Un altro furlan è Danilo Vezio. Danilo Vezio che è le partì di Buie, paese dei fornaciai, diploma di scuola del mosaico. Sei partito? Esatto, buonasera a tutti. Dunque, io sono di Buie, falso come le monete, che si lo dice subito. Allora, fra di noi, dite così, vabbè, ma quando siete all'Ontario o Kingston, che è un brasiliano che dice tu sei falso come le monete, si è di stesso un po' sorpresi, ecco. Con le scuole del mosaico, va bene, io sono di Buie, già i nonnos, bisnonnos erano fornaciai, la ceramica nasce anche da lì, perché le prime fornaci e via di seguito, ecco. Nel 60, nel 57, anzi, scuola del mosaico. Quando si ha un diploma del mosaico, si ha un passaporto per il mondo intero. Il miglior passaporto è il diploma dal mosaico, si va pardut. È successo proprio così, dunque il primo lavoro, dunque subito, che era Severino Giacomello, era il nostro direttore di quell'epoca che abbiamo conosciuto. Quegli anni lì erano gli anni proprio migliori per i mosaicisti per conto mio. Abbiamo avuto dei maestri come Scodellaro e via di seguito, Nane, Zavagno, Teia, De Marchi, Dio, buono, erano i migliori del mondo, insomma. Subito nel 61, primo lavoro, Lussemburgo, una scuola a 600 metri quadri di mosaico parietale. Eravamo in 4. Ci sono dei momenti di solitudine nella vita che sono straordinari. Trovatevi davanti a un muro di 600 metri quadri da decorare, beh, si prende paura. Parlavi degli aeroporti, mosaicisti e terrazzai.
a Toronto, percolato a Toronto, l'aeroporto di Malton, credo sia Pearson adesso, 3.000 metri quadri. Ragazzi, quando vi trovate davanti a un salone di 3.000 metri quadri da fare, prendete davvero paura. Niente. A Piastrelline. Bene, dunque, primo partenza Lussemburgo. Era tra Parigi e Lussemburgo, 17 anni, 18 anni, dunque andare a Parigi e Lussemburgo, siamo artisti qua, altro che balle, è straordinario. I pittori, quelli che fanno il cartone, perché la firma è sempre quello che fa il cartone, non i mosaicisti, eravamo in 4, tra Parigi e Lussemburgo. Finito il lavoro in Lussemburgo, giù a Firenze, da Mellini, era un laboratorio molto conosciuto in quella volta lì, era nel 62, vabbè, mosaico bellissimo, artisti, porca miseria, altro che Firenze, la città museo dove ci sono più opere d'arte al metro quadro, straordinario. Don Milocco, che era quello che ci insegnava storia dell'arte, ho fatto tutti i musei, dagli uffici a tutte le chiese, ho verificato sul posto i differenti stili, sai, romanico, gotico, manieristico, gotico fiammeggiante e via di seguito. Niente, solo che si godeva 50 lire al mese, con 50 lire ne andavano 35, dunque per la camera e la pasta asciutta, qua non si va. Scrivo Scuola del Mosaico, di nuovo dunque Sergio Giacomello, guarda che c'è qualcuno che chiede mosaicisti a Lione. Via a Lione, una valigia che nessuno poteva alzarla, con la martellina, col tagliolo e tutta la campionatura di mosaici che si aveva, su fino a Lione, settembre 11 settembre. L'11 settembre sono sempre date terribili, non bisogna dimenticarlo. E dunque, subito mosaici. Quando c'era mosaico si faceva mosaico, quando non c'era mosaico si faceva del mosaico industriale. E la formazione della scuola è quella che è straordinaria. C'è una parola che però è veramente miracolosa, andamento. E un mosaicista, se non conosce l'andamento, non può andare avanti. L'andamento è colui che mette in rilievo una faccia, un viso, un braccio, eccetera, eccetera. L'andamento, la parola magica, vale per il mosaico, ma vale anche nella vita. E adattarsi effettivamente all'andamento ci ha permesso di grazie. Ti chiamo presidente perché tu sei presidente del nostro Fogolar Furlan di Lione. Il 22 di novembre cosa faremo, Lione? Lione è una città, era la seconda Roma, si chiamava Lugdunum, mosaici a tutto andare, e a Lione abbiamo la Cappella Sistina del Mosaico. Parliamo di Mora, parliamo di Facchina, parliamo di Bertin Castellan. A Lione sono dei mosaici romani straordinari e dei mosaici spilimberghesi, perché non bisogna mettere da Ravenna e Spilimberg. Ravenna è una roba, Spilimberg è un'altra, il mio, naturalmente, e questo è chiaro, ecco. Le mani quando vai a New York vedi subito che nelle stazioni i nomi sono di mani friulane, quello è evidente, perlomeno per me, mosaicista, ecco. E naturalmente, visto che a Lione c'è la Cappella Sistina del Mosaico, faremo una mostra per 6 mesi praticamente, da novembre a aprile 2023, la scuola di Spilimbergo espone. La mostra si chiama proprio Scuola Mosaicisti del Friuli. A Lione per 6 mesi. È il seguito di una grande mostra di 650.000 persone, Lione l'italiana. E noi con Spilimbergo facciamo questa mostra di mosaico perché è un fiore all'occhiale dell'Italia. E quindi faremo la festa dei Fogolar europei a Lione. Attualmente a Napoli c'è un convegno per l'Istituto Italiano di Cultura. Ho chiesto al presidente, direttore della scuola dell'Istituto di Cultura di Lione di proporre per tutti gli istituti di cultura italiani delle mostre di mosaico nel mondo intero, perché in realtà il Ministero degli Affari Esteri può proporre e mettere in evidenza le qualità, il fiore all'occhiello che abbiamo in Friuli, Scuola del Mosaico. Grazie a Danilo Viezio e a Giovanni Trevisanutto, veramente grazie per essere arrivati a rendersi onore a questa importante celebrazione dei 100 anni della Scuola dei Mosaicisti Friulani e del Friuli e la nostra convention. Termina qui la prima parte trasmessa in TV, ora entreremo nella seconda parte e vi presento una cara persona.
Abbiamo avuto il piacere e ringrazio il